Quarta giornata nel girone B di Serie C femminile. Il Padova ospita il Vicenza in un grande derby biancoscudate che dopo la vittoria all'esordio sono reduci da 2 sconfitte consecutive. Il Vicenza però è più indietro in classifica perché ha soltanto un punto. Sono proprio le ospiti del Vicenza a partire meglio e andare alla conclusione per prime dopo 30 secondi con questo tiro di Stocchero che però non inquadra la porta. Da metà primo tempo in poi però è praticamente un dominio del Padova. La prima grande occasione capita a Marta Ferrari che a 2 passi dalla porta spara alto. 37esimo minuto, ancora il Padova, colpo di testa di Ponte, poi non libera bene la difesa del Vicenza, ci prova Fabruccio, la sua conclusione è alta, ancora Padova, ancora con Ponte, il passaggio in profondità per Aurora Favero, il suo sinistro sfiora il palo. Si arriva nel secondo tempo, i primi minuti sono un vero e proprio assedio, guardate che numero di Claudia Saggion, con il tacco si porta la palla sul destro, il suo tiro però è debole, ancora Saggion si libera di un avversario, fa partire un destro a giro che si stampa sulla traversa, poi arriva a Ponte da 2 passi, ancora traversa, 2 traverse nel giro di 3 secondi per un Padova che è sfortunatissimo. Ancora una punizione di Saggion, si accende una mischia, spazza la difesa del Vicenza in qualche modo, sembra veramente stregata la porta del Vicenza, ci prova il Padova con Mazzucato, para in 2 tempi il portiere. Ancora Ponte che si fa vedere in area, la conclusione, la palla termina fuori, siamo a metà del primo tempo. Aurora Favero, grandissima azione, entra in area, poi però il tiro è debole, si fa respingere così dal portiere, sembra veramente che non si riesca a sbloccare la partita. Poi c'è questa bella azione di Alessia Mazzucato, il passaggio filtrante per Ponte, finalmente il Padova riesce a trovare il vantaggio dopo tanti attacchi. Al 20esimo della ripresa Greta Ponte sblocca la partita, è un 1-0 meritatissimo per il Padova che festeggia il vantaggio e così può giocare anche più liberamente e cercare il raddoppio. Favero qua riesce anche a superare il portiere, poi prova la conclusione da posizione defilata, respinge di testa un avversario sulla linea. Biancoscudate che continuano ad attaccare. 79esimo minuto, Carli entra in area di rigore, servita da Michelon, con il destro batte il portiere, chiude così la partita. 2-0 meritatissimo per il Padova, segno anche Sofia Carli con questo bel destro. Padova che disputa sicuramente la partita migliore della stagione. Un 2-0 anche stretto per tutte le occasioni che hanno creato le ragazze di Murro che soffrono così solo alla fine. Questo tiro di Pomi, siamo già in pieno recupero, che termina alto. Padova torna alla vittoria, batte 2-0 il Vicenza nel derby e sale a 6 punti al 5° posto in classifica e così può festeggiare meritatamente davanti alla tribuna dei tifosi di Via Vermigli.